Un vecchio e un bambino si prese per mano e andavano insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano, il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembra arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il contorno di torri di fumo, i due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di viti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguere nei sogni il falso dal vero. Il vecchio diceva, guardando lontano, immagina questo coperto di grano. E in questa pianura, fin dove si parte, crescevano gli alberi e tutto era verde. Cadeva la pioggia, segnavano i soli, il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, gli occhi guardavano cose e poi disse al vecchio. Sera la propria storia. Grande successo ieri a Villanova Forum per il concerto dei Nomadi, una scommessa in cui hanno creduto l'amministrazione comunale e la Proloco del paese, vinta grazie ad un pubblico oltre le aspettative. Sul palco lo storico gruppo che da 30 anni cavalca l'onda del successo, con una musica che tocca il cuore, racconta le emozioni, ma anche i problemi della società odierna, droga, guerra, ingiustizie. Davanti al palco due generazioni di fans, i diciottenni di oggi che come quelli di 30 anni fa comprano i dischi dei Nomadi e dimostrano di conoscere perfettamente i testi delle loro canzoni. Piacciono i pezzi del nuovo album Una storia da raccontare, il ritmo incalzante di Mediterraneo e 32esimo parallelo o la più conosciuta Ti lascio una parola Goodbye, ma le ovazioni del pubblico arrivano coi brani storici, dal Vecchio il bambino, Canzone per un'amica, Dio è morto, a ricordo del sodalizio con Guccini, a Io vagabondo, che conclude le 3 ore di concerto. E che le cantassi prima Augusto ed oggi Danilo non fa alcuna differenza, l'importante sono loro, i Nomadi, che da sempre nutrono un legame particolare con la Sardegna. Alla musica si è poi unita la solidarietà. Fra il pubblico molti hanno assistito gratuitamente al concerto, dimostrando di aver fatto di recente una donazione di sangue all'Avis. Il viaggio musicale dei Nomadi, dopo la tappa odierna dei Bugerru, proseguirà domani a Sorso e lunedì ad Oliena.